God Save the Wine, siamo qui con Tobia Zuppel che non è toscanissimo, il cognome ti tradisce, friulanissimo, però ci fa piacere che da Friuli siano a presentare qui a Verona in trasferta una delle nostre più grandi eccezionalità, cioè il Chianti Classico. Raccontaci la sala, che poi in realtà è una bella riscoperta. È una bella riscoperta in quanto è una nuova proprietà di Francesco Rossi Ferrini, che ha acquisito la proprietà da Laura Baronti, che era la vecchia proprietaria della sala storica. C'è stata nella sala una nuova impostazione da parte dei vini. Prima era un Sangiovese in purezza, attualmente con l'annata 2012, che è la prima annata che presentiamo, è un 85% di Sangiovese, un 15% di Merlot. Tra l'altro un'annata difficile per il Sangiovese, quindi direi che questo Merlot gli dà un equilibrio altrimenti un po' difficile da trovare. Un equilibrio difficile, come dici tu, da trovare. Poi appunto con Stefano De Blasi, l'enologo, si è deciso di lavorare in affinamento per un anno, però il 50% in acciaio, in microossigenazione, quindi puntando alla freschezza del prodotto, e il 50% in rovere francese da 38 ettolitri. Dopodiché vengono fatti 6-8 mesi di affinamento in bottiglia. Ecco, non fatevi preoccupare dalle caratteristiche, questo è un vino che è frutto, eleganza, classe, ti rubo io le 3 parole da usarle, quelle di un Chianti Classico di alta società e che non vi deluderà in tantissimi abbinamenti. Grazie Tobia. Grazie mille, buona serata a tutti.